Un progetto, diciamo, di una certa portata, se ce lo vuole spiegare in sintesi, intanto diciamo insomma da che cosa siete partiti e quando, perché di questa cosa si parla da tanto tempo. Io me ne occupo da circa il 2010, era circa il 2010, quindi diciamo che questo è un po' come mio figlio, ha più o meno l'età dei miei figli, quindi è un progetto importante e riguarda circa 100.000 metri quadrati di area. Questa era un'area di grande degrado, era l'ex macello Grosoli, poi è rimasta in abbandono per quasi 30 anni e oggi finalmente restituiamo un pezzo di città rigenerata perché ripensata completamente su nuovi principi, quelli che finalmente iniziamo a proporre e vedere attuati. È un progetto pilota con soluzioni naturali, con soluzioni sostenibili e speriamo che questo sia solo il primo di tanti interventi che vanno in questa direzione perché ce n'è sempre più bisogno. Tra l'altro lei è stato premiato, diciamo in base a che cosa? Qual è l'eccezionalità di questo progetto? Abbiamo partecipato ad un premio di paesaggio promosso dall'Ordine insieme alla rivista Paesaggi, è un concorso internazionale. E il progetto è stato premiato in quanto appunto adotta soluzioni naturali che aiutano a migliorare l'ecosistema urbano. Sistemi naturali come ovviamente le piantumazioni, ci sono 360 alberi di 53 specie diverse, quindi la biodiversità, c'è un laghetto, ci sono dei sistemi di drenaggio naturali che fanno sì che diciamo, i fenomeni sempre più frequenti vengano mitigati e si riesca appunto a vivere in maniera migliore. 2010-2025 c'è stato un momento in cui ho detto però magari potevo anche evitare. Diciamo che è stata una prima fase, è stata quella per me più formativa, di grande fatica, poi a un certo momento sembrava che tutto fosse andato a monte e invece proprio nel periodo del 2020 è ripartito e in tempi non dico rapidi, però in tempi normali siamo riusciti ad arrivare oggi con l'opera finita, è un'opera penso di cui possiamo essere tutti orgogliosi. Che cambierà il volto di questo comune. L'ha già cambiato ed è appunto, come dicevo prima, uno dei primi progetti che adotta queste soluzioni e speriamo che ci seguano in tanti.